La preghiera non è un'anestesia per stare più tranquilli, pensando soltanto all'io, ma è una supplica per chiedere il pane per tutti i poveri del mondo. Con queste parole Francesco all'udienza generale in aula Paolo VI ha proseguito la catechesi sul Padre Nostro. Cristo ha detto non vuole ipocrisia. La vera preghiera è quella visibile solo a Dio che rifugge dalla falsità. Essa però non scade mai nell'intimismo, tant'è che nella preghiera che ci ha insegnato spicca un'assenza impressionante, la parola io. Non c'è preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una comunità di fratelli e sorelle, il noi. Siamo in comunità, siamo fratelli e sorelle, siamo un popolo che prega, noi. Una volta un cappellano di un carcere mi ha fatto una domanda. Mi dica, padre, quale è la parola contraria al io? E io ingenuo ho detto, tu. Quello è l'inizio della guerra. La parola opposta all'io è noi, dove c'è la pace, tutti insieme. Nella preghiera, ha proseguito Francesco, un cristiano porta tutte le difficoltà delle persone che gli vivono accanto. Se uno non si accorge che attorno a sé c'è tanta gente che soffre, allora significa che il suo cuore è di pietra. In questo caso, spiega il Papa, è bene supplicare il Signore che ci tocchi con il suo spirito ed intenerisca il nostro cuore. Questo sentire compassione è uno dei verbi chiave del Vangelo. Ci possiamo chiedere, quando prego, mi apro al grido di tante persone vicine e lontane? Oppure penso alla preghiera come una specie di anestesia per poter stare più tranquillo? Lancio la domanda, ognuno si risponda. In questo caso sarei vittima di un terribile equivoco. Certo, la mia non sarebbe più una preghiera cristiana, perché quel noi che Gesù ci ha insegnato mi impedisce di stare in pace da solo e mi fa sentire responsabile dei miei fratelli e sorelle.